Network Imprese e Mercati è il programma del progetto che la Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale ITER, in collaborazione con Interprofessional Network, ha voluto realizzare per pianificare l'attività di promozione triennale 2012-2014 sui mercati esteri. L'obiettivo è quello di incrementare la potenzialità del mercato delle imprese udinesi, facendo leva sostanzialmente sui punti di forza delle aziende udinesi, ma tenendo conto anche della struttura dell'azienda udinese, che come tutte le aziende in Italia sono aziende generalmente di dimensioni ridotte. La focalizzazione del progetto su paesi e target rappresenta una ottimizzazione di quelli che sono sostanzialmente quelli che sono gli sforzi che la Camera e gli imprenditori devono porre in essere per poter affrontare adeguatamente questi mercati. Il progetto parte sostanzialmente con una forte spinta motivazionale che va a coinvolgere direttamente le imprese. Nel corso di questi incontri cerchiamo di dare una lettura della situazione economica a livello mondiale, individuare efficacemente quelli che sono i paesi target che sono interessanti per l'economia udinese. Stiamo vivendo in un mondo che va a due velocità e dove abbiamo le economie mature che stanno crescendo poco, le economie emergenti invece che stanno crescendo molto. Indubbiamente l'individuare esattamente il mercato sul quale andare a porre in essere le azioni di promozione, far conoscere le aziende udinesi, farle introdurre nel mercato in maniera efficace, diventa un elemento determinante. E per poter fare questo è necessario indubbiamente individuare esattamente quali sono i paesi che meglio rispetto ad altri possono essere appetibili per l'economia udinese. Indubbiamente l'alta qualità del prodotto, l'attenzione maniacale, direi, alla bontà del prodotto che viene ad essere consegnato nelle mani dei clienti, oggi non basta più. C'è la necessità effettivamente di andare a porre in essere tutta un'attività relazionale che deve essere necessariamente strutturata. Gli interventi a pioggia, cioè faccio un tentativo su un determinato mercato, dopo qualche mese ne faccio un altro su un altro mercato, dopo qualche mese faccio un altro su un altro mercato ancora, non premia più. C'è la necessità effettivamente di andare a porre in essere una strategia che, partendo dai numeri, mi consente di andare a individuare efficacemente il paese target sul quale andare. Dobbiamo assolutamente tenere presente poi delle esperienze che gli imprenditori hanno già fatto su questi mercati. E qui riveste un'importanza significativa l'attività di confronto che poniamo in essere nel corso di questi workshop. Con riferimento agli incontri che abbiamo avuto un incontro per ogni settore. Ricordo che i settori che siamo andati a considerare sono il settore delle costruzioni, il settore della meccanica, il settore dell'arredamento e il settore del vitivinicolo. Ecco, in questi incontri abbiamo già affrontato sostanzialmente la dimensione del mercato a livello mondiale e già individuato quelli che possono essere i primi mercati sui quali poterci confrontare. Nel corso della riunione che andremo a fare proprio oggi nell'ambito del settore della meccanica, andremo ad analizzare un paese che è stato ritenuto dagli imprenditori un paese interessante, che è il Brasile, per esempio. Per quanto concerne il settore delle costruzioni, invece si è andati a individuare, in costruzioni di infrastrutture in modo particolare, si è andati a individuare paesi come l'ex repubbliche sovietiche, Azerbaijan, Uzbekistan e Kazakistan, che sono ritenute molto interessanti per le imprese locali. Per quanto riguarda invece il settore vitivinicolo, ci focalizzeremo nel corso del prossimo incontro su paesi più vicini a noi,
la Svizzera, per esempio, dovendo tener conto anche delle ridotte dimensioni spesso delle aziende del settore vitivinicolo. Nel contesto dell'arredo andremo invece ad affrontare un mercato più grande al mondo, che è il mercato degli Stati Uniti, ricco di opportunità, ma sul quale bisogna andare assolutamente strutturati.